Si chiama Roberto, ha 49 anni, viene da Trapani ed è in cerca della donna ideale, dell'anima gemella. Ora voi vi starete chiedendo, ma vestito così? Esatto, questa è proprio la caratteristica di questa intervista. Roberto va cercando l'anima gemella, la donna ideale, proprio vestito così. Ciao Roberto. Ciao. Allora Roberto, innanzitutto parliamo della tua uniforme, perché questa sarebbe un uniforme di lavoro, giusto? Sì. Tu fai a tempo pieno cosa? L'uomo ragno. No, è un tempo passato, così, quando qualcuno mi chiama io faccio... Non lo fai a tempo pieno? No. A tempo passato. L'importante è questo. Però gli amici ti conoscono per cosa? Per l'uomo ragno. Sì. Perché tu in teoria sei l'uomo ragno, giusto? Sì. Tu poi hai un'altra qualità, giusto? Sì. Sei cosa? Contorsionista. Contorsionista, cioè tu... Yoga. 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 Yoga, cioè tu fai yoga. Sì. Ti muovi tutto, le braccia te le trasporti dietro le spalle, le gambe altrettante, insomma fai degli spettacoli. E questo è proprio il tuo lavoro. Tu vai avanti così. No, Non vai avanti così. Non vado avanti con pescare, andando al mare, Esatto. subacquea. Esatto. Quindi questo lo fai per passione. Poi ho amici, aiuto gli amici e si diamo la mano, va. Esatto. Ascoltami, come mai hai deciso di fare questa intervista vestito in questo modo, da uomo ragno? Perché mi sono stufato c'ho una cosa io, Dentro. ma c'ho un dono e la devo far vedere a tutto il mondo. Un dono. Questo dono. Esatto. Cioè hai una passione. Pure Da molto tempo porti questa passione del travestimento di uomo ragno. Sì. Come mai tra tutti cioè questi personaggi hai scelto l'uomo ragno proprio? Anziché Superman, non so, Batman. Non ti piacciono? No. Ti piace proprio l'uomo ragno? E come mai? Perché come mi muovo, come mi stoccio, sono delle posizioni di uomo ragno. Cioè sembri proprio un uomo ragno Sì. per come ti muovi? Sì. È l'importante insomma che ti piace a te. Sì. Vabbè, parliamo di questa anima gemella che andiamo cercando, perché ovviamente noi se stiamo facendo questa intervista è perché stiamo cercando una donna per te. È una donna che mi capisce, che mi vuole bene. Questa donna dovrebbe avere qualche passione particolare, non so, dovrebbe avere dei superpoteri, tipo Catwoman, cose? Non avere niente, deve essere naturale, giusto? Normale. Quindi non la vuoi travestita? No. Dico, se dovesse presentarsi qualche donna vestita da Catwoman che ti vuole appoggiare, l'accetti? Appoggiamo pure ne auto. Cioè, l'importante è questo. Però tu sei interessata a una donna normale. Sì, Però attenzione, una donna normale che ti accetti così travestito. certo. Esatto? Quindi questa donna a cui noi ci stiamo rivolgendo, esatto, perché in questo momento ci stanno vedendo su YouTube e stanno cercando di capire che tipo sei tu. Essendo che tu hai la maschera, non si vede la faccia, la donna può pensare, dice, ma io me lo devo prendere a sorpresa, tu vuoi che ti prenda a sorpresa? Sì. Certo. Sì, esatto. Ma Cioè, nel momento in cui tu ti vai a presentare, apri la maschera. Non sono da buttare. Esatto. Quindi deve essere una sorpresa bella. Sì. L'importante è che tu sei convinto. No. Va bene, Roberto, parlaci un po' di te. Niente, sto qua a Trapani, ho amici, aiuto gli amici, loro mi aiutano a me, io aiuto a loro. Sono per tutti. E vi aiutate a vicenda. Sì. Esatto. Le tue passioni, oltre al travestimento da uomo ragno e oltre a pescare, quali sono? La bicicletta spaziale, il mio... Tu hai pure la bicicletta spaziale, Sì. che fra poco vi faremo vedere naturalmente in sovraimpressione. E questa l'hai costruita tu, Sì, tutta a mano. tutta a mano. Come così sto. Esatto. Cioè il vestito te lo sei fatto proprio tu, Sì. dalla testa ai piedi. Complimenti. Complimenti. Va bene Roberto, continuiamo a parlare di te. Voglio che le persone mi vedano di quello che so fare, Esatto. perché è difficile quello che so fare io. Sì, E poi ve lo dimostro. esatto. Tu hai questo dono particolare e lo vuoi Io lo far voglio- conoscere a queste Lo voglio, telespettatori. come si dice, Far farlo conoscere. vedere al mondo. Esatto, al mondo intero. Oh. Ma è il canale giusto, hai scelto il canale giusto perché Speriamo. YouTube è mondiale, per cui ti vedranno da tutte le parti. Va bene. Ok? Vabbè, ora ritorniamo a parlare dell'anima gemella. Tu hai detto hai 49 anni, quindi questa donna da che età la dobbiamo cercare per andare a finire a un massimo? Età di inizio per finire al massimo, vai. Che ne sai, quando che età può avere? Cioè, dobbiamo iniziare da un'età, dice la voglio che parte da tale età.
Ma anche per ore 40 stesso. Quindi parta da 40 anni e arrivi massimo a 50, 55, 50. 50. Quindi dai 40 ai 50. Se ne viene una da 55-60 non te la prendi? Ma pure buone. Quindi allora facciamo dai 40 ai 60, va bene? Preferenze di città, Roberto. Ma so che è, basta che trovo una donna, ma sistemo. E faccio... Sei stanco di stare da solo Sì, sono stanco di stare da e di solo. fare il supereroe da solo. Ecco. Esatto. Tu ti vuoi creare giustamente una famiglia. Oh, bravo. Esatto. Avere dei bambini con la tua donna, fare tanti bei ragnetti, si può dire, giusto? Ah, Uomo che ragno. ragnetti. Rognoni. Va bene, l'importante è questo. Va bene, un'altra cosa, il tuo sogno nel cassetto qual è? Quale cassetto? Cioè il desiderio che hai, il desiderio più grande nella vita. Il desiderio mio è... Sì. Voglio dimostrare quello che so fare. Questo, vuoi farti conoscere Sì, e poi se ne si avvererà. speriamo. Va bene. Allora amiche telespettatrici, sto parlando io con donne che partono dai 40 e arrivano Voglio massimo. fare spettacoli. Vuoi fare spettacolo? Sì, Dove? Nei fammi locali? vedere. Non è che Nelle basta, piazze? sì, basta che faccio spettacoli. Esatto. Ma nel Perché ho momento... una dote, è peccato stare sempre così, Certo, aspettare che mi chiamano. esatto. Perché è una cosa che quello che so fare io Esatto. è bello. Allora ascolta, tu ce l'hai il cellulare? Sì, Ce l'hai il cellulare. Quindi ti possono chiamare, sì. giusto? Per adesso la spegno. Però dico, nel momento in cui noi lanciamo questo annuncio ti devono chiamare, Certo. quindi automaticamente ho bisogno di un numero di cellulare, giusto? Certo. Allora, amiche telespettatrici, sto parlando io con donne che partono dai 40 e arrivano massimo ai 60 anni. Preferenze di città non ne ha, da qualsiasi parte del mondo. Qualsiasi ragazza sia interessata qui a Roberto, 49 anni di Trapani, Roberto è qui, sta cercando la donna ideale, l'anima gemella. Per tutte quelle di voi che ci vogliono parlare personalmente non possono fare altro che chiamarlo al suo numero di cellulare che state vedendo sotto nella descrizione del video. Roberto è qui e sta aspettando le vostre telefonate. Roberto, in questo momento ci sono queste telespettatrici, queste donne dai 40 ai 60 che ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no. Lancia un messaggio verso di loro guardando la telecamera. Vai. Speriamo che ti piaccia. Ha detto tutto. Per cui, amiche telespettatrici donne, chiamate l'uomo ragno di Trapani. Troverete una sorpresa davvero formidabile. Per i cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente. Roberto. Ciao. Ciao ciao. Non ti scordare mia.